L'aggressione di Vladimir Putin contro l'Ucraina riporta indietro l'orologio della storia. Il capo del Cremlino nei suoi discorsi ha delineato una strategia il cui obiettivo è rifondare l'antico impero russo e riunire in un unico stato tutti i russi. Attualmente i russi che vivono in stati che una volta facevano parte dell'impero zarista o dell'Unione Sovietica sono circa 25 milioni, mentre la Federazione Russa ha 146 milioni di abitanti. Putin e i suoi seguaci poi non riconoscono le differenze nazionali tra russi, ucraini e anche bielorussi, con Lukashenko già vassalli di Mosca. Gli analisti sono comunque rimasti sorpresi della decisione del Cremlino di occupare l'Ucraina, perché con l'occupazione della Crimea e del Donbass nei fatti già controllava o perlomeno poteva condizionare e indirizzare il futuro dell'Ucraina. Ci sono stati tre elementi fondamentali che hanno fatto ritenere lo Stato Maggiore Generale russo che l'Occidente era in una posizione di debolezza e non avrebbe reagito probabilmente con la forza. Uno è stato la pandemia, l'altro la crisi energetica in atto e il terzo il ritorno alla dottrina della profondità strategica, ovvero la vecchia dottrina dell'Unione Sovietica, la copertura dei confini con gli stati cuscinetto e l'occupazione eventuale dei territori. Questa strada al di fuori dell'ordine internazionale è quella che è stata scelta da Vladimir Putin. L'Occidente ha reagito varando una serie di sanzioni contro la Russia. Saranno utili? Più che altro è l'unico strumento. L'altro strumento è naturalmente la reazione militare ed è lo strumento peggiore. Nel breve periodo le sanzioni non hanno molto effetto, spesso non hanno addirittura effetto, però dobbiamo anche ricordare che la sanzione che noi consideriamo spesso inutile, è invece il modo per evitare il vero conflitto, quindi è una scelta quasi obbligata. L'altra possibilità è quella della negoziazione ed è l'unica altra strada percorribile oltre le sanzioni. Il prezzo del metano negli ultimi 6 mesi è quasi quadruplicato. Si può affermare che Putin, con l'aumento del prezzo del gas, sta finanziando l'occupazione dell'Ucraina? Sì, è esattamente così, ma questo però non è soltanto una colpa di Putin. È dal 2014 che noi sappiamo che stiamo entrando dentro una grandissima fase di crisi e di penuria energetica. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incentivato in qualche modo la Russia. Abbiamo costruito insieme il gasdotto, la Germania ha costruito il gasdotto Nord Stream, che ha fatto pensare a Gazprom che l'idillio sarebbe durato all'infinito. Abbiamo abbandonato altre fonti energetiche, abbiamo trascurato le fonti energetiche nordafricane nel Mediterraneo, stavamo per fermare i gasdotti. Che cosa pensava la Federazione Russa? La Federazione Russa ha pensato che questo stato di cose sarebbe andato avanti e che noi avremmo accettato tutto. Dobbiamo dircelo con chiarezza, perché se ora vogliamo andare ad un negoziato e riparare a una condizione internazionale insostenibile, lo dobbiamo anche al fatto che abbiamo compiuto questo tipo di errori. Tutti i principali gasdotti attraverso cui passa il metano russo solcano l'Ucraina. Per quale motivo l'esercito ucraino non fa saltare in aria questi gasdotti? Perché l'Ucraina sa che la sua sopravvivenza, la futura possibilità di un negoziato e tutto quello che potrebbe accadere dopo verrebbe definitivamente sommersa se facessero una cosa di questo genere. Dall'atteggiamento dell'Ucraina degli ultimi mesi si è capito il disperato tentativo di riuscire a creare un ponte in qualche modo con Putin e con la Federazione Russa. Direi che la cosa peggiore che ha fatto la Federazione Russa, oltre il tentativo di tornare ai tempi della guerra fredda, oltre il tentativo di attuare una dottrina che non esiste più, è stato quello di essere così dura e spietata nei confronti anche di molti segnali che mandava l'Ucraina, e questo è stato veramente imperdonabile. Sui balconi dei palazzi tornano a sventolare le bandiere arcobaleno, simbolo della pace, in una Trieste che geograficamente è la città più vicina al fronte di guerra, soli 1600 chilometri per arrivare nella capitale ucraina, Kiev. E da quella terra, ora sotto assedio, arrivano le donne che incontriamo nella chiesa del seminario di Trieste. Qui pregano i fedeli uniati con rito greco-cattolico.
Occhi gonfi, volti sofferenti, il dolore nel cuore per queste donne, tutte in età avanzata, che in Ucraina hanno lasciato marito, figli, nipoti piccoli, spesso per venire ad assistere i nostri anziani. Non so se devo tornare a casa a morire insieme ai miei figli, nipoti, o cosa posso aspettare. Da che cosa, se tutti stanno zitti? Se tutti stanno zitti. Ascoltando le loro parole capiamo che ciò che si aspettano è una presa di posizione dell'Occidente. Europa, America così forte, che sono forte come sono nato, che hanno paura di un... non voglio dire quella parola. Devo fermare questo mostro, questo sicuro mostro, il quale vuole mangiare tutto il mondo. Ma nella Trieste, storicamente multietnica, le chiese non mancano e gli ucraini di fede ortodossa si recano alla chiesa serba di San Spiridione. Qui incontriamo Irina, proveniente proprio da una delle repubbliche secessioniste in Luhansk. Io sono russa, dice senza esitazione. Per lei l'azione russa è stata giusta. Finalmente stanno liberando queste due regioni perché ormai sono sempre stati con la Russia due regioni e hanno chiesto anche aiuto della Russia dopo 8 anni di bombardamenti da parte dell'Ucraina. In tutto il Friuli Venezia Giulia sono oltre 5.000 le persone di origine ucraina residenti qui. Tra loro Valentina Berziuk, collaboratrice domestica, vive a Udine. Il suo genero Vladimir, il marito della figlia Anna, è stato tra i primi militari ucraini feriti. È grave in ospedale. La mia figlia ha telefonato a lui e ha risposto dopo tante telefonate, dopo tanto silenzio, ha risposto una signora dicendo che il suo marito sta a ospedale dopo intervento, è portato la notte. Che intervento fatto non sappiamo neanche, lui incosciente. Valentina vorrebbe portare con sé i 2 nipoti di 2 e 12 anni, ma uscire dall'Ucraina non è semplice. Lo spazio aereo è chiuso, ai confini terrestri lunghe code. Anche Liuba vorrebbe tornare in Italia col figlio quindicenne. Era partita dal Friuli la settimana scorsa per festeggiare il compleanno del suo Nicola. Ora è bloccata a casa e il collega Antonio Di Bartolomeo l'ha raggiunta in videochiamata. Quando ha avuto l'impressione che la situazione stesse degenerando? Quando è arrivato il messaggio a mio figlio che non si può muovere da casa, che deve stare, non può andare a scuola, deve stare a casa. Avete paura? Sì, adesso sì, tanta. Non lo so, io prego Dio che va tutto bene, ma non auguro a nessuno vedere e sentire tutto quello che stiamo passando noi. Come spesso accade, un messaggio di speranza ci arriva dalle giovani generazioni, perché al Collegio del Mondo Unito di Duino, dove studiano ragazzi provenienti da tutto il mondo, gli studenti in modo spontaneo si sono dipinti il volto con i colori della bandiera gialla e blu, in prima fila abbracciate 2 ragazze russe e una ucraina. Più ancora che delle bombe e delle esplosioni, questa guerra ha il volto dei bambini e degli anziani che fuggono. E sono questi sguardi che Monsignor Paolo Pezzi, da 15 anni arcivescovo metropolita a Mosca, ha in mente quando parla della guerra e dell'invasione dell'Ucraina. Noi abbiamo un'arma potentissima, però bisogna crederci, cioè bisogna elevare a Dio le nostre offerte e le nostre preghiere e i nostri digiuni, e proprio con fede, con semplicità e con fede. Cioè nella certezza che Dio scioglie i cuori degli uomini, non è un modo di dire. Nato in un piccolo paese a pochi chilometri da Ravenna, missionario della Fraternità San Carlo, Monsignor Pezzi ha passato una vita in Russia, prima in Siberia, poi chiamato da Papa Benedetto a guidare la piccola Chiesa Cattolica di Mosca, una diocesi grande 7 volte l'Italia, eppure minoranza. Ma una minoranza che attraverso Papa Francesco può far sentire la sua voce. Papa Francesco si è recato dall'ambasciatore della Federazione Russa presso il Vaticano. Mi fa ben sperare, anche perché in ogni caso il pontefice è ascoltato. Poi non sempre le cose magari vanno nella direzione che lui suggerisce, però ascoltato, certamente ascoltato, quindi questo mi fa ben sperare che si possa tornare a guardarsi, diciamo così, da fratelli, magari un po' bisticciosi, però da fratelli. Contro l'invasione dell'Ucraina in questi giorni sono scesi in piazza anche migliaia di russi. Queste manifestazioni a diverso livello ce ne sono state in
diverse regioni anche molto distanti tra loro. Quanto coinvolgano, questo mi è già più difficile dirlo. Ecco, ho visto anche delle prese di posizione di uomini di cultura, dell'arte. Di fronte al precipitare del conflitto, i fedeli russi sono stati invitati a pregare e digiunare per la pace fino al mercoledì delle ceneri, anticipando di fatto la veglia promossa da Papa Francesco per il 2 marzo. Non è che noi non possiamo fare niente, che siamo degli inermi, no? Questa è la forza possibile che abbiamo noi cristiani. L'ora più buia, ha titolato l'Osservatore Romano, ma c'è ancora spazio per la speranza. Sempre. Anzi, quando la situazione è più buia, noi non dobbiamo dimenticare che è proprio lì che la speranza resta come quel lumicino che non si spegne mai. Ed è proprio questo che il mondo, il demonio, cioè qualunque forza contro il bene, no? Contro la verità, teme. Noi non dobbiamo crederci in questo, bisogna aver paura di questo e di stare attaccati a questa luce. Se è vero che il battito d'ali di una farfalla può scatenare un uragano dall'altra parte del mondo, figuriamoci gli effetti sulla nostra economia dell'occupazione russa dell'Ucraina. Effetti che rischiano di spezzare quel cordone d'acciaio che lega città praticamente gemellate, come San Giorgio di Nogaro in Friuli Venezia Giulia con il suo scalo merci, Porto Nogaro, e Mariupol, affacciata sul mare d'Azov e già raggiunta dalla guerra. Sulla tratta viaggiano le bramme, semilavorati d'acciaio della più grande multinazionale siderurgica ucraina, Metinvest. Vengono lavorati nei laminatori di proprietà di vari gruppi, come Marcegaglia, ma anche della stessa Metinvest, che a San Giorgio di Nogaro ha un impianto da 251 dipendenti che l'anno scorso ha fatturato oltre 850 milioni. A Mariupol gli impianti hanno chiuso per precauzione una settimana e i traffici marittimi con l'Ucraina sono interrotti. Un ripristino dei flussi verso Porto Nogaro passa da un nuovo negoziato con i russi. I piani alternativi sono sicuramente quelli di trovare sorgenti di materie prime in giro per il mondo, con tutte le problematiche di lead time, quindi tempi di consegna e di produzioni, che sono sicuramente meno favorevoli rispetto alla vicinanza dell'Ucraina e soprattutto alla qualità del prodotto ucraino. L'effetto domino dell'aggressione russa all'Ucraina tocca anche la logistica. Un contenitore dall'Asia per arrivare in Europa, in Mediterraneo, costa sui 14-15 mila dollari, mentre fino a 2 anni fa ne costava 1.000. Così anche nel caso della Brahma, se dovesse esserci dei problemi, porterebbe la Brahma a dei costi logistici molto superiori e di conseguenza il prezzo poi finale della lamiera da treno e di tutto sarebbe enormemente più alto. Come ci dice il responsabile ucraino di un'azienda di consulenza di Udine, negli anni scorsi la maggior parte delle aziende italiane aveva già scelto di tenersi lontana dalla zona calda, preferendo l'Ucraina centro-occidentale per installarsi. Abbiamo gestito fino a qualche mese fa una società italiana nella città di Sumy, che è al confine di 10 km con la Russia, ed era una società agricola. Avevano 2.000 ettari di terreni. Loro hanno venduto questo business a un'altra società ucraina e hanno lasciato quella zona considerando tutti i vari rischi. I grandi contractor italiani lavorano principalmente in Russia più che in Ucraina e negli ultimi anni hanno potuto beneficiare di una strategia volta a sostituire le importazioni con l'avvio di attività produttive in settori strategici. Tra loro c'è anche la friulana Rizzani De Ecker, impresa generale di costruzioni. Quello che abbiamo notato in Russia è un'incredibile crescita interna da quando ci sono state le sanzioni, cioè le sanzioni oserei dire che per la Russia sono state un beneficio perché hanno costretto i russi a fare più che non a importare e in effetti noi abbiamo lavorato molto nella industrializzazione. I contratti in essere in Russia, tutti in euro, sono al momento protetti contro i sali e scendi delle materie prime, su cui potrebbero impattare le sanzioni. Paradossalmente, il valore in picchiata del rublo si sta ritorcendo contro gli stessi fornitori russi, penalizzati dal cambio. Mosca potrebbe però optare per aziende cinesi, coreane o turche. Ora dovremo capire cosa succederà in futuro.
ossia se i cinesi e gli orientali in generale verranno privilegiati rispetto agli occidentali. Noi siamo comunque convinti che l'Italia abbia sempre qualcosa da dire. L'invasione russa dell'Ucraina costringe i governanti occidentali, ma anche l'opinione pubblica, a ripensare il ruolo e l'utilità dello strumento militare di cui dispongono gli stati. Putin negli anni ha investito molto sia nelle forze armate sia nello sviluppo di nuovi sistemi d'arma ed ora usa questa forza militare per realizzare il suo progetto imperialista. L'invasione dell'Ucraina è stata preceduta da 3 mesi di impegnative esercitazioni in cui le forze armate russe hanno mostrato al mondo l'arsenale di cui dispongono. Il generale Roberto Bernardini, una lunga e brillante carriera alle spalle nell'esercito con incarichi sia operativi sia diplomatici, è stato tra gli altri anche comandante delle forze NATO in Kosovo, da anni analizza la situazione militare in Europa. Abbiamo intervistato il generale Bernardini mercoledì scorso, dopo che Putin aveva riconosciuto le repubbliche secessioniste di Lugansk e Donetsk e prima dell'inizio dell'invasione. La Russia è accreditata da tutti i consensi internazionali e da tutti i think tank che si occupano di consistenza degli armamenti come il secondo paese dopo gli Stati Uniti per potenza militare. Se voi analizzate un po' i resoconti della tipologia anche delle armi, la Russia è, diciamo così, all'avanguardia, quasi quanto gli Stati Uniti, e può competere benissimo come seconda potenza mondiale con gli Stati Uniti ovviamente, ma anche con la Cina che è in crescita da questo punto di vista. La Russia non è più una grande potenza economica, ma è ancora una grande potenza sotto il profilo militare, perché dispone anche di un arsenale nucleare che è forse anche superiore come numero di ordigni a quello degli Stati Uniti. Nella settimana che ha preceduto l'intervento in Ucraina, le forze armate russe hanno provato anche l'armamento nucleare. Alle esercitazioni delle forze strategiche ha assistito lo stesso Putin con al fianco il presidente bielorusso Lukashenko. Sono stati impiegati nuovi missili ipersonici lanciati da terra dalle unità navali o dai bombardieri. Fa paura il lancio dalla base di Plesetsk nel nord del paese di un missile balistico intercontinentale Yars che ha colpito un obiettivo a ridosso della costa russa del Pacifico. Dopo la denuncia del trattato INF, il trattato INF, ricorderete, nel 2019 è stato sospeso ed è il trattato per, diciamo, gli ordigni, chiamiamoli così, a breve e medio raggio, dai 500 ai 5500 km, che sono poi quelli più significativi sotto il profilo dell'eventuale impiego dell'arma nucleare, perché i missili balistici intercontinentali sono per la fase finale di questo eventuale conflitto. In questo settore ovviamente la Russia, dopo l'interruzione del trattato, così come hanno fatto anche gli Stati Uniti da quanto risulta, ha incrementato non tanto il numero ma la qualità di questi ordigni, e questo nuovo tipo di missili è estremamente ovviamente pericoloso e performante anche lui, è un tipo di missile che consente alla Russia veramente una capacità notevole da questo punto di vista. Le difese dell'Occidente e degli altri da questo tipo di armamenti, così come le difese della Russia dagli armamenti degli americani in questo settore, ovviamente non sono mai a livello globale, perché una difesa globale ci sarebbe solo se ci fosse ancora o potessimo mettere in atto lo scudo famoso di Reagan intercontinentale, cosa di un costo stratosferico che oramai nessuno ha in maniera incisiva. Ci sono delle difese a livello areale a seconda delle strategie che si seguono, ma queste armi sono veramente molto efficaci. Gli analisti militari non sono propensi a credere che la crisi ucraina possa provocare un conflitto nucleare tra la Russia e gli Stati Uniti. Lo Stato Maggiore ucraino però non esclude la possibilità che bombe atomiche tattiche possano essere usate dai russi per distruggere bunker e posti di comando sotterranei.